17ª edizione del Peschereccio d'Oro, ancora una volta Mazara del Vallo protagonista per un evento nazionale di grande rilevanza. Presenti tantissimi personaggi del mondo dello sport, del giornalismo e della letteratura. È un'eccellenza che lancia la città di Mazara del Vallo sempre a livello nazionale e internazionale. È quello che ci prefessiamo noi come gruppo Campisi, perché Mazara del Vallo ha bisogno anche di un'immagine non localistica, ma che apre le porte al turismo attraverso questi eventi culturali, attraverso la presenza di prestigiosi nomi del mondo della cultura, del giornalismo, della televisione e anche dell'antimafia come in questa circostanza. Ed è il nostro obiettivo mettere come in cima la nostra città, e lo abbiamo sempre dimostrato e fatto, e noi vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Agrigento, capitale della cultura, che viene a ritirare il premio, l'amministrazione comunale di Gibellina che viene a ritirare il premio come capitale dell'arte contemporanea, e l'amministrazione comunale di Bivona per l'eccellenza nel mondo, perché sappiamo le pesche sono buonissime di Bivona. Saranno premiati questi tre comuni insieme a tanti altri personaggi. Ringraziamo anche la Camera dei Deputati, la Presidenza della Camera, che ci onora anche quest'anno del premio di rappresentanza antimafia che sarà assegnato a Don Pino Puglisi. Portare avanti il gruppo è ancora una cosa molto importante, perché ci teniamo ai valori umani, ai valori professionali, per cui già abbiamo iniziato senza avere uno sponsor, come potete vedere in tutti i manifesti, la seconda edizione del Gran Galà del Gambero Rosso, dove si aspettano altre città italiane ed estere. Pensate che qua, per quanto riguarda questo premio, si sono spostate persone degli Stati Uniti, che voi stasera di Chicago, direttamente imprenditori internazionali, TV internazionali, sono collegate più di 250 televisioni, per cui cerchiamo lo slogan che noi abbiamo coniato come gruppo Campise: visita Mazara del Vallo, città di arte, cultura e Gambero Rosso. Noi siamo onorati di avere queste persone che ci cullano, portare la nostra città dove merita, e noi ce la faremo tutti, perché la città è di noi cittadini, non di altre persone. Noi palloni gonfiati non ne vogliamo.
17ª edizione delle Peschereccio d'Oro per me è un'emozione, è un onore farne parte perché sono nata a Mazara del Vallo e quindi tornare in questa città per me è sempre speciale. In più quest'anno l'edizione si è arricchita perché c'è lo sport protagonista e quindi occupandomi da tanti anni soprattutto di comunicazione sportiva, essendo una giornalista sportiva, avere un campione del mondo come Alberto Gilardino, un arbitro che ha arbitrato una finale mondiale come Nicola Rizzoli e chi i mondiali era raccontati come Marco Lollobrigida, ovvero il vice direttore di Rai Sport, per me è davvero un orgoglio aver portato delle eccellenze a Mazara del Vallo. Mazara del Vallo merita chiaramente palcoscenici di questa portata e chi lo sa ancora più importanti nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Siamo qui per questo e per me davvero è un grandissimo onore farne parte. Siamo con Marco Lollobrigida. È importante stare in Sicilia, soprattutto perché questa è una terra meravigliosa e i personaggi importanti che ci vengono a trovare sono sempre ben accetti. Ricevere un premio di questo genere penso che ti lusinga notevolmente. Ci rende importanti ricevere un premio di questo genere perché, lo dicevo anche poco fa chiacchierando insomma amabilmente, questa è una terra splendida, una terra che a me colpisce sempre molto per la sua varietà, per la sua storia, per quello che rappresenta per l'Italia, e questo posto, Mazara del Vallo, particolarmente mi affascina perché è un incontro di culture e qui si sente, si respira proprio, no? Questa vita variegata, quindi è veramente un piacere enorme, è una cosa che mi commuove e mi emoziona. Parliamo di sport perché penso che sia necessario parlarne. Dopo la parentesi di una nazionale che forse probabilmente va rivista, qual è il tuo pensiero di questo prossimo percorso della squadra di Spalletti? Che lui è il cardine, Luciano Spalletti. Io credo che questa sia una squadra che non ha dei contenuti tecnici mostruosi, notevoli, ed è importante passare per il gioco. Lui sicuramente sta ricostruendo una squadra, ci sono dei giovani interessanti, è importante andare al mondiale perché si riparte con il grande evento e con un gruppo. Io credo che il vero contenuto, il vero valore aggiunto dell'Italia ora è Luciano Spalletti. Dobbiamo sfruttarli, prima abbiamo sbagliato ma adesso molto attenti a non finire in fuorigioco, battuta perfettamente questa punizione da parte di Pirlo e Gilardino, nessuno lo marca, rimangono nelle loro posizioni, bastava tagliare davanti e metterla dentro. Bravi. Abbiamo visti troppi di gol presi così dagli Stati Uniti nelle nostre telecronache, Beppe, tutti così li ha presi. Ma in questo mondiale io sto vedendo molte squadre disorganizzate, guarda, non marca nessuno Gilardino, solo. È il grande credo di Lippi, non possono essere organizzate le nazionali in difesa, gioco con due attaccanti forti. Sì, ma questa è su una punizione del genere, se tu non marchi Gilardino chi vuoi marcare? Devo dirti una cosa fondamentale. Io ricordo la tua sviolinata dopo il gol ai mondiali del 2006, una sviolinata che è diventata storia anche della televisione, perché ogni volta che parliamo anche di quel mondiale ricordiamo i gol, ma soprattutto anche quello tuo importante contro gli Stati Uniti. Una nazionale che certamente in quest'ultimo periodo forse qualche piccola difficoltà la sta incontrando. Per quanto riguarda il mio gol ai mondiali sono sempre dei bellissimi ricordi e ricordare sono cose positive, sono emozioni che uno si porta dentro per tutta la carriera, per tutta la vita. Adesso ho cambiato il ruolo, sono allenatore, quindi mantengo sempre quei bellissimi ricordi, ma ho cercato di accantonarli per inseguire questo nuovo sogno che è fare l'allenatore ad alto livello.
e sono tornato in questa splendida terra, la Sicilia. Sono venuto per la prima volta in questa splendida città come Mazara del Vallo e sono felice di essere qui. Ringrazio la famiglia Campisi e tutti gli organizzatori di questo evento, di questa bellissima serata per il premio. Per quanto riguarda la nazionale maggiore, bisogna secondo me essere e rimanere molto ma molto sereni, perché c'è un CT che ha le idee molto chiare, c'è un CT che ha un'esperienza tale per poter fare grandissime cose. Conosco il mister, so che persona è, ma oltre che sotto l'aspetto tecnico e tattico, soprattutto l'uomo, e quindi quello è indispensabile, avere un CT di questo livello al comando della nostra nazionale. 17ª edizione del Peschereccio d'Oro, un premio dove ancora una volta viene valorizzata la figura di sportivi e tanti altri personaggi che chiaramente fanno parte del mondo dello sport in genere. Essere presente oggi qui vuol dire anche che lo sport ancora una volta aggrega e dà sempre possibilità a tutti di emergere. Assolutamente, sì, stamattina c'è stato un bellissimo incontro con le scuole di Mazara e ho avuto l'opportunità, insieme alle persone che verranno premiate stasera in questa serata, tra scrittori, giornalisti di cronaca, Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale, quindi di poter ascoltare anche, non solo di parlare. È stata una splendida mattinata e assolutamente lo sport è aggregazione e crescita personale, crescita di gruppo, perché quando si parla di squadra, e soprattutto è un messaggio per i giovani ragazzi che si approcciano allo sport di poter inseguire sempre i loro sogni, qualsiasi cosa facciano e qualsiasi sport facciano. Ex arbitro internazionale, sempre nel mondo del calcio, perché chi ha il virus difficilmente lo riesce a debellare. Essere presente oggi qui in un contesto dove lo sport è in prima linea credo che sia una bella soddisfazione. È una grandissima soddisfazione, è un premio molto bello, ben organizzato, con tantissime persone di livello, perché non solo sportivi come Gilardino e altri, ma anche giornalisti e scrittori di altissimo livello, quindi sicuramente complimenti agli organizzatori prima di tutto, e fa molto piacere essere qua a Mazara. Ecco, Mazara del Vallo, che sembrerebbe lontanissimo da tanti circuiti, poi alla fine riesce a tirare fuori un premio anche di caratura nazionale di una certa rilevanza. Non dobbiamo assolutamente neanche meravigliarci a questo punto, ripeto, per le persone e i nomi che ci sono. Mazara è una città conosciuta nel mondo, non solo in Italia, ovviamente per diversi motivi, in particolare per il gambero rosso, che è una grandissima tradizione, una cosa di cui io, amandolo in maniera particolare, sono molto contento di poter essere qua e vedere dove viene pescato. Sicuramente, ripeto, è un premio che a livello nazionale è importante, lo dimostrano i nomi, ma Mazara è conosciuta a livello mondiale. Sono curioso di conoscere Mazara, perché è la prima volta che vengo, ho amici qua, ma anche sono curioso di vedere dove nasce questo famoso gambero rosso. Il mondo arbitrale sappiamo benissimo che spesso e volentieri in quest'ultimo periodo è anche un po' bistrattato, VAR sì, VAR no, è fuori gioco, non è fuori gioco, era un fallo, non era un fallo, però poi alla fine anche loro fanno parte di questo magico circo del pallone. Certamente, gli arbitri sono sempre stati un pochettino nell'occhio del ciclone, soprattutto quando le decisioni non sono le più facili o ci sono degli errori. Fa parte dell'essere umano, cioè uno si impegna, cerca di fare del proprio meglio, di prendere decisioni più corrette. Evidentemente c'è anche la possibilità di sbagliare, quindi quando sbagliamo entriamo. Questo è normale, ma è così in tutto il mondo, posso garantirlo, girando in tutto il mondo. Adesso sono in America, è così ovunque, quindi non c'è da sorprendersi. In Italia c'è una grandissima cultura del calcio, grandissima passione, e di conseguenza questo può creare polemiche quando ci sono delle decisioni non sempre corrette.
questo premio mi ha permesso di conoscere uno dei pochi angoli di Sicilia che ancora non conoscevo, ovviamente bellissimo, quindi sono veramente felice e onorata di essere qui anche con gli altri premiati, insomma, che mi hanno permesso di conoscere un mondo per me sconosciuto, no? quello dello sport. Essere la nipote di Camilleri in realtà è stato bellissimo, perché era un nonno speciale, una persona moderna al passo con i tempi, con cui veramente io mi sono potuta confrontare sui temi più disparati, quindi è stato per me un grandissimo arricchimento. E quello che io scrivo è molto diverso da quello che scriveva mio nonno, quindi diciamo cerco di trovare una strada che non prova neanche ad aspirare poi a quello che era lui, anche diciamo tratto temi anche molto diversi, però sono felice di avere questo in comune con mio nonno, a cui ero veramente molto molto legata. La trilogia degli ortaggi, quindi dopo quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni, quel fazzoletto color melanzana, ora mi sto dedicando alla scrittura degli asparagi. Sono romanzi indipendenti l'uno dall'altro, però hanno un tema in comune che è quello familiare, famiglie con anche segreti particolari che ovviamente vengono alla fine alla luce. Questa sera vorrei parlarvi di Vanna Marchi. Vanna Marchi la vedete alle mie spalle in queste immagini esclusive e vorrei capire insieme a voi, spiegare a voi perché non è indagata nella vicenda della gintoneria. Il giornalismo rampante, quello che va dritto al cuore anche e soprattutto quando si hanno argomenti. Io di solito amo andare dove ci sono i casi di cronaca per conoscere il territorio, ma non mi è mai capitato di venire qui a Mazara per il caso che purtroppo da anni ha sconvolto l'Italia, che è quello di Denise. Pur avendone parlato per molti anni, però la Sicilia la conosco molto, la zona di Catania, la zona di Palermo, e quindi è una terra che in qualche modo mi appartiene, pur essendo mia mamma del sud, perché poi lei è calabrese, quindi la distanza è poca, siamo praticamente cugini. Io trovo che per la cronaca, ti devo dire la verità, al di là di alcune tematiche che riguardano forse questa regione, forse altre regioni del sud, ma indiscutibilmente anche la Lombardia, che è diventata terra in cui la malavita la fa da padrone in qualche modo, devo dirti che i gialli più inquietanti sono gialli lombardi, non sono gialli siciliani. Ci sono storie incredibili che sono accadute nella mia regione e che hanno lasciato a bocca aperta. La Sicilia forse, sai che per certi versi mi viene da dire, la provincia siciliana per certi versi è forse più tranquilla? Lusing ci fa piacere. Per chiudere, è una televisione che si sta evolvendo, no? Adesso la rete probabilmente ha soppiantato anche la tempistica, spesso e volentieri la rete ti propone ancora prima della televisione quelle che sono le notizie, spesso e volentieri sono anche delle fake, ma questo può succedere. Quindi è una televisione, e tu la fai da tanto tempo, che sta cambiando? Sì, sta cambiando perché la televisione sta diventando forse molto più tematica, mentre negli anni scorsi era molto generalista anche nelle TV nazionali. Oggi la tematicità è quella che premia, lo si vede sia per quanto riguarda alcuni programmi di intrattenimento che sono comunque tematici di un determinato settore, ma anche per la cronaca. Il programma serio di cronaca ha ascolti e fa successo in una televisione che perde ascolti. Invece ci sono programmi di punta come Quarto Grado e come altre trasmissioni che hanno uno zoccolo duro di telespettatori, anche se tutto il resto del palinsesto è magari in perdita di ascolti. È vero, il web aiuta a volte e a volte mette i bastoni tra le ruote, però è anche vero che tante volte senza la televisione il web non ha materiale, perché il materiale che arriva dal web tante volte, come dicevi tu, non è che è tutto fake, però è non sempre di grande valore. Invece quello che arriva dalla televisione poi viene molto ripreso dai social e viene molto discusso e ha una certa autorevolezza che non sempre il web ha. Siamo con Stefano Castiglia, presidente nazionale del futsal, che in questo ultimo periodo insomma sta facendo numeri, grande organizzazione, sarà presente finalmente ai mondiali, quindi una grande soddisfazione anche per te che dirigi questo grande movimento in continua crescita. Sì, un grandissimo movimento, tantissimo entusiasmo, veniamo dallo scorso weekend con più di 5.000 presenti a Iesi per la nostra Coppa Italia, oggi è iniziata la nostra Coppa Italia femminile in Puglia, è un momento tanto
molto propositivo, di come dire, spumeggiante, come mi piace dire, e ce lo stiamo godendo. La doppia soddisfazione anche di rappresentare un grande movimento in crescita in un contesto che è il premio del Peschereccio d'Oro, a dimostrazione che ancora una volta i premi nazionali che parlano di sport fanno bene allo sport. Ma sì, e notiamo sempre di più un interesse verso questi premi importanti, verso le attività sportive, che non ci dimentichiamo che fare sport vuol dire vita, vuol dire salute. E doppiamente felice e orgoglioso da siciliano, come dire, di aver ricevuto l'invito e di aver conseguito questo premio, proprio per, come dire, per parlare sempre più della nostra amata terra. Fabio Capuana, presente nella 17ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro, ancora una volta una bella soddisfazione per te che sei un nuovo dirigente che avanza in un contesto di uno sport che spesso e volentieri è un po' bistrattato, ma quando c'è la passione c'è sicuramente tanto. Assolutamente sì, sono felicissimo di essere qui a Mazara insieme agli amici Piero e Natale Campisi, mi hanno dato questo grande onore, questo grande piacere, insieme a persone, a personaggi più che altro di grandissimo spessore. Sì, il nostro è un mondo molto bistrattato, ma il lavoro alla fine paga sempre e sono convinto che anche in Sicilia arriveranno le giuste opportunità per quello che è il nostro mondo. Ringrazio ancora il gruppo Campisi per questa grande soddisfazione, per questa grande giornata e godiamocela tutta. È un piacere vederti qui con noi oggi, non poteva essere altrimenti, grazie. Noi cerchiamo di portare avanti il nome della nostra Mazara, della nostra provincia e della nostra Sicilia nel mondo, fare vedere che anche noi diamo il nostro contributo privato, non istituzionale. Noi istituzionale abbiamo solo la Camera dei Deputati che ha decretato ancora una volta e ha assegnato la medaglia antimafia d'argento alla memoria di Don Puglisi. L'anno scorso l'abbiamo dato alla famiglia Borsellino, l'anno primo Impastato, e quindi abbiamo unito le forze tra l'associazione di Impastato e tra le altre associazioni e anche quest'anno abbiamo assegnato il premio antimafia. Questo vogliamo dare un segnale netto, deciso, per dire che la nostra provincia non è quello che pensano gli altri, ma bensì possiamo esportare turismo, enogastronomia, che sono le nostre carte vincenti in tutto il mondo.